La 14ª giornata del campionato provinciale Under 14 si gioca al Gescal Stadium, la sfida tra Gescal e Città di Messina. Un cordiale saluto amici sportivi, ben ritrovati con le telecamere della Wii Sport, sempre pronte a raccontarvi il meglio del calcio giovanile dilettantistico. I padroni di casa si trovano all'ultimo posto in classifica, vengono dalla sconfitta subita nell'ultimo turno per 2-0 contro la formazione del Real Ritiro, affrontano il Città di Messina al terzo posto della classifica. Nell'ultimo turno una straripante vittoria per i ragazzi di Mister Gentile per 8-0 addirittura contro la formazione dell'SC Sicilia. Abbiamo visto insieme, grazie all'aiuto delle nostre grafiche, le scelte dei due allenatori sulle formazioni da schierare. Quest'oggi un occhio attento sulla formazione del Città di Messina, che si schiera con Russo, Forestiere, Pellegrino, Munao, Laquidara, Bancheri, Alessandra, Centorrino, Bonaccorso, Martorana e Totaro. Nel frattempo le due squadre hanno fatto il loro ingresso in campo per i classici saluti di rito a centrocampo, completino total red per il Città di Messina, maglietta verde con pantaloncini neri per il Gescal. Il direttore di gara nel frattempo dà il via alle ostilità e noi possiamo passare a raccontarvi di questo match, che si apre con un'occasione per i padroni di casa, con Triolo che lungo l'out di sinistra prova ad incrociare sul palo lontano, bel tentativo del numero 7 che si spegne al lato di un soffio. Il Città di Messina dall'altro lato prova a rispondere con questa ottima combinazione che porta il pallone sul sinistro di Bonaccorso, che non riesce però a centrare il bersaglio grosso. Ancora Città di Messina qui con Alessandra che riesce ad arrivare su questo pallone, che poi in qualche modo finisce sul destro di Centorrino, che da due passi alla grande occasione per sbloccare il parziale, ma il tentativo del numero 8 finisce alto di un soffio. Ancora Città di Messina qui con il proprio numero 9 Bonsignore, che però si fa murare da Perillo. Poi attenzione perché il pallone rimane sul sinistro dello stesso numero 9, che non riesce però a dare la giusta forza al suo tiro e allora può bloccare l'estremo difensore del Gescal. Il Città di Messina continua a rendersi pericoloso in avanti, come in questa occasione con Bonaccorso che colpisce un clamoroso incrocio dei pali. Grande occasione per il Città di Messina per portarsi sull'1-0. Stanno continuando a spingere i ragazzi di Mister Gentile, che qui trovano il secondo incrocio dei pali di giornata, questa volta sul tentativo da lontano di Forestiere. Non si arrende però il Città di Messina, che continua ad attaccare. Qui ancora il pallone per Bonsignore in area di rigore. Bonsignore, clamoroso, colpisce il terzo palo di questo primo tempo. Si resta sullo 0-0 nonostante le grandissime occasioni che sta creando il Città di Messina. Mister Gentile nel frattempo cambia qualcosa, uscirà il numero 10 Martorana per far spazio a Fiammingo e ancora il Città di Messina che ci prova. Ancora Centorrino ha provato a calciare col destro, ancora una volta palla finita alta. Qui ancora un'occasione per il Città di Messina, ancora più clamorosa, capitata sul destro di Samuele Alessandra, che da due passi ha spedito alto. Il risultato resta sullo 0-0 nonostante tutte le occasioni che sta creando il Città di Messina. Qui l'ennesima ancora con il numero 9 Bonaccorso che calcia centrale, è stata l'ultima del primo tempo. Arriva infatti il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda le squadre a riposo. Il parziale è di 0-0, ma il Città di Messina ha sciupato tantissimo in questo primo tempo. Prova Mister Gentile a dare la carica ai suoi. Tra primo e secondo tempo ci saranno dei cambi, cambiano infatti i portieri, entrerà Perticare al posto di Russo, entrerà anche con il numero 15 Morabito. Il direttore di gara è pronto a dar via alla seconda parte di gara, che si apre con un'occasione, ancora l'ennesima per il numero 9 del Città di Messina, che tutto solo davanti a Perillo manda clamorosamente al lato. Ancora un'occasione sciupata da Bonaccorso, che dunque lascerà il campo. Doppio cambio per il Città di Messina, entrano infatti Sorrenti e Bonsignore quando il Gescal prova ad affacciarsi dalle parti di Russo, qui con il proprio numero 8 che è La Rocca, che prova anche lui a incrociare in questo caso col sinistro sul palo lontano, palla che si spegne al lato di un soffio. Ancora Gescal, ancora la combinazione che porta il pallone sul sinistro di La Rocca. Questa volta ci va molto più vicino il numero 8, che non riesce però a trovare il gol del vantaggio. Allora ci prova il Città di Messina dall'altro lato con questo rimpallo che favorisce Samuele Alessandra, che si ritrova il pallone lì. Alessandra calcia col destro e arriva il gol del vantaggio del Città di Messina dopo averci provato insistentemente. È il classe 2005 Samuele Alessandra a portare in vantaggio i suoi. Si sblocca il parziale al Gescal Stadium, Città di Messina 1 Gescal 0. Rivediamo a rallenti lo slalom del numero 7 del Città di Messina, che poi batte Perillo per il gol che vale l'1-0. Arriva il vantaggio del Città di Messina, che adesso può giocare sul velluto, continuano a spingere in avanti. Qui l'occasione per uno dei noi entrati, Bonsignore, che ha l'occasione per trovare il raddoppio ma manda il pallone sull'esterno della rete. Lo stesso numero 18 avrà un'occasione con questo calcio di punizione dal limite dell'area molto interessante, la rincorsa del numero 18 che disegna una traiettoria perfetta. Alessandro Bonsignore fa 2-0 per il Città di Messina, che trova dunque il gol del raddoppio e mette praticamente in ghiaccio la partita. C'è gloria personale anche per Alessandro Bonsignore. Rivediamo a rallenti, splendido il calcio di punizione con il destro del ragazzo del Città di Messina, che dunque fa 2-0. Non si accontentano però i ragazzi di Mister Gentile, che continuano ad andare in attacco. Qui lo stesso Alessandro Bonsignore che ha l'occasione per trovare la doppietta immediata, ma il suo tentativo finisce al lato di un soffio. Ancora Città di Messina, qui una serie di rimpalli, il pallone che finisce ancora a Bonsignore, che non sbaglia questa volta, fa 3-0 e fa doppietta personale
finale, partita definitivamente in cassaforte per il Città di Messina. La doppietta personale di Alessandro Bonsignore vale il gol del 3-0. E adesso si aspetta soltanto il fischio finale da parte del direttore di gara, che arriva proprio in questo momento. Il Città di Messina conquista altri 3 punti, sale a quota 27 in classifica, battendo per 3-0 il Gescal. E dalle nostre telecamere anche per questa volta è tutto. Un saluto e alla prossima.